Dante di Ragogna quante volte ha visto Nereo Rocco? Devo dire quando la prima volta, perché è più facile ricordarlo. La prima volta nel 1945, appena finita la guerra, eravamo avversari in un campionato sezione propaganda si chiamava, lui nel Cacciatore che era la squadra rionale e con lui giocavano i due fratelli Sacco, tutti e due della Triestina, Deo Baldi che aveva giocato assieme nella Triestina in Serie A parlano, mentre la mia squadra, l'Invicta, era una squadra di giovani che alle prime armi col calcio che conta, però in campo insomma eravamo avversari leali e anche se inferiori sul piano tecnico, però ce la siamo giocata sul campo di Colonia la prima volta. Eravamo vicini di casa perché lui poi è passato alla Libertas e aveva la sede assieme all'Invicta nello stesso palazzo e ci siamo frequentati, insomma così un po' alla volta è diventata amicizia, poi conoscenza, poi io ho abbracciato la professione di giornalista, lui allenatore, ci siamo incontrati e portati avanti fino agli ultimi giorni della sua esistenza, purtroppo, che devo ricordarlo al sanatorio triestino dove aveva ricevuto la visita delle sorelle, lui con le sue battute sempre sono arrivate qua le befane, insomma qualcosa del genere, no? Perché era sempre simpatico. Un'altra battuta di questo tipo a un pranzo al tennis triestino di vecchie glorie. È arrivato per ultimo Ovidio Paron che era un suo allenatore nei tempi di esordio della carriera labardata ed era sicuramente il più anziano, classe 97, no? 1897 e la battuta con cui l'ha fulminato è stato: hai avuto libera uscita del cimitero, e lui ha replicato sorridendo vediamo chi arriverà per primo, no? E dopo è stata l'avventura proprio che ricordo che al funerale ero a fianco di Paron e seguivamo tristi, sconsolati la bara del buon Nereo, col quale ho avuto sempre un grande rapporto, molte interviste ma soprattutto molta amicizia con lui. Senta, e cosa direbbe il Paron di questa labarda spuntata? Dove sei finiti ragazzi? Fioi, dove sei finiti? Mi non vi ho lasciato così in basso. Grazie. Per raccontare un po' la vita di suo papà ci vorrebbero chilometri di pellicola, no? Più volte fare la Milano-Trieste. Ma che cosa vuol dire essere il figlio di Nereo Rocco? Bella domanda. Vuol dire essere una persona fortunata, uno che da questa persona ha imparato tanto dalla vita e dicevo prima, nel mio pensiero gli faccio solo un piccolo rimprovero che se n'è andato troppo presto, ci ha lasciati soli presto perché vede che il figlio di Nereo Rocco è una cosa che non dico ci ha facilitato la vita, noi in famiglia ci siamo sempre comportati con decoro, però è una cosa che ti riempie dentro, vedi le attestazioni di amicizia e di stima di tutte le persone che ci stanno attorno. Comunque ha trasmesso anche a voi, sia a lei che a suo fratello, insomma, la passione del calcio. La passione del calcio, sì, io attualmente sono un tesserato della Triestina da anni che mi do da fare per questa squadra che adesso non ci dà tante soddisfazioni. Hanno fatto tutta un'altra carriera lavorativa in un altro campo, ma la passione del calcio è una malattia. Una malattia che si porta avanti ben volentieri, no? Molto volentieri, sì. Tuttora, anche se il calcio di adesso non mi entusiasma, è una cosa però che comunque vedere girare un pallone fa sempre, ci si sente sempre giovani in questo mondo. Senta, e suo papà cosa direbbe oggi di questa Triestina? Cosa direbbe? Cerchiamo di aiutarci, direbbe, cerchiamo di, sì, forse direbbe non mollare in questo momento perché altrimenti va tutto a catafascia. Secondo me anche in questo caso troverebbe le parole giuste o il sistema giusto per raddrizzare la barca. Come si dice in questi casi, poche parole ma soprattutto fatti, no? Poche parole e che la fortuna ci aiuti un po'. Anche a farlo apposta al destino, no? Oggi si inaugura questa importante mostra dedicata al Paron, poche ore fa l'Udinese ha centrato l'obiettivo preliminare Champions, un filo comune che lega tutta questa regione, no? Sì, un filo comune che lega questa regione, fermo restando che
Udine e Trieste sono della stessa regione, ma sono legati sì da un filo territoriale, ma anche da una rivalità che dura da sempre, no? Da una diversa storia, da una diversa cultura anche. Io per esempio sono friulano di parlata, ma sono del Friuli imperiale, non Rignicolo. Hai capito? Di là dal club. Di là dal club, sì, anche Nereo, quando io facevo qualche commento che gli andava bene, allora bon bon te sei uomo. Se invece dicevo qualcosa che non gli andava a genio, mi diceva brutto mono del furlan traditore dell'impero, così mi diceva sempre. Perché Nereo Rocco è ricordato anche da noi giovani? Nel senso io purtroppo non ho visto suo papà dal vivo perché sono nato poco prima che, insomma poco dopo purtroppo ci ha lasciato, ma perché ad esempio noi giovani parliamo sempre di Rocco, secondo lei? Beh sì, è molto ricordato, devo dire la verità. Qualche volta siamo un po' sorpresi anche noi, perché se io vado a Milano vengo accolto veramente bene dal Milan e dagli amici. Vado a Padova, oltretutto ho una figlia sposata a Padova, però vado a Padova e sono accolto in un modo... Sì, beh, qualcosa ha lasciato, ha ragione, ci vuole un po' di serietà. E parlo proprio come ha detto il Presidente adesso, il Reia, il Del Neri, il Zoff, il Bearzot, per amor di Dio, sono gente per bene, è giusto, avevano la testa sul collo sempre, da giovanotti, poi da uomini che hanno fatto i maestri, erano bravi, gente per bene, eccoli. Cosa dobbiamo dire per chiudere questo servizio? Secondo lei una frase, non so, di suo papà per chiudere questo servizio, la prima che le viene in testa? Forse dovrei dire una parolaccia, posso? Può dire tranquillamente. No, beh, non so cosa direi. Come noi siamo soddisfatti, lui dirà cosa che aveva fatto Musi Demone, non so. Forse.